Sull'omicidio di Sergiu Tarna, oggi la trans Lady Brunette è stata interrogata per circa un'ora nella caserma dei Carabinieri. Intanto l'avvocato del vigile in carcere ha presentato ricorso al Tribunale del riesame. Dopo l'accoltellamento della diciottenne di La Spezia, gli istituti si interrogano sulla proposta del ministro Valditara di usare i metal detector nelle scuole. Per i dirigenti va valutato ogni singolo contesto. Dopo mesi, oggi una nuova protesta per i disservizi alle poste di Dolo, ma che coinvolgono la Riviera del Brenta in generale. Sindacati e politica chiedono una risposta alla dirigenza. Incidente nel pomeriggio a Jesolo, il cassone di un tir leggermente sollevato ha centrato in pieno la trave del ponte, colpendo il cavalcavia di via Adriatico. Per ridurre le liste d'attesa, la Regione sta spendendo decine di milioni di euro in prestazioni di sanità privata. Sulla base di una relazione della Corte dei Conti, il PD chiede all'assessore Gerosa di riferire in Commissione Sanità. Al liceo scientifico Galilei di San Donà un incontro tra esperti e studenti per parlare di violenza di genere e sviluppare consapevolezza promuovendo il rispetto reciproco. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Tanti dunque i fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. Prima però, come ogni lunedì sera, il sondaggio di Ring che torna puntuale anche questa sera alle 21 con il vice direttore Ferdinando Avarino. Metal detector a scuola, giusto? Questo il sondaggio di questa sera, perché fa discutere la proposta del ministro dell'istruzione Valditara dopo l'omicidio dello studente alla Spezia, l'introduzione di metal detector nelle scuole per rilevare la presenza di coltelli e altre armi. Questo dunque il quesito di questa sera a Ring. Se sì, giusto il metal detector a scuola, il numero è quello in verde, se no quello in rosso. La chiamata come sempre è gratuita. Dicevamo i fatti, non possiamo non partire dagli aggiornamenti sull'omicidio di Sergiu Tarna, perché oggi la trans Lady Brunette è stata interrogata per circa un'ora nella caserma dei Carabinieri. Intanto l'avvocato del vigile in carcere a Verona ha presentato ricorso al Tribunale del riesame. Ilaria Marchiori. Per me sono dichiarazioni che allo stato dell'arte non esistono, perché fino a prova contraria gli articoli di giornale non sono atti processuali, sono dei documenti che come tali possono essere valutati in maniera molto libera. Commenta così il legale di Riccardo Salvagno, presunto assassino del barman 25enne Sergiu Tarna insieme al complice 38enne Andrea Vescovo, quanto avrebbe dichiarato Lady Brunette sul vigile quarantenne. Avrebbe infatti ammesso di aver consumato un rapporto con lui, di averlo visto una sola volta, ma di non averlo mai filmato, aggiungendo che fosse completamente fuori di sé e strafatto. Versione che potrebbe essere stata confermata ai carabinieri del nucleo investigativo di Mestre, che hanno sentito Lady Brunette in caserma per circa un'ora. Massimo riservo sul contenuto dell'interrogatorio, che potrebbe però aver dato risposta ad alcuni dei punti di domanda sull'omicidio del 25enne la notte del 30 dicembre scorso. Mentre continuano le ricerche dell'arma del delitto, dei bossoli, e si attende l'arrivo dell'auto in Italia dalla Spagna, dove è ancora ferma. Intanto il legale di Salvagno ha presentato ricorso al Tribunale del riesame per ottenere l'attenuazione della misura di cautelare, dunque la scarcerazione del quarantenne detenuto in carcere a Verona. 23 di gennaio e mi muoverò come si dovrebbe muovere un avvocato, cioè lavorando all'interno di un contesto processuale e in un contesto investigativo. Intervento dei vigili del fuoco per un incidente stradale frontale tra un furgone e un'autovettura avvenuto intorno alle 17:30 in via Seriola. Siamo a Mira, il bilancio è di 3 persone ferite. La squadra del distaccamento di Mira, giunta sul posto, ha estratto il conducente del furgone, finito ribaltato nel fossato, e ha prestato soccorso alle 2 donne che si trovavano a bordo dell'auto. I 3 feriti, dopo la prima stabilizzazione sul posto da parte del personale sanitario del SUEM 118, sono stati trasferiti in ospedale. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell'ordine. La stretta dell'amministrazione di Jesolo: entro l'estate sarà esteso il divieto di girare con un coltello su tutto il territorio comunale. Già l'anno scorso gli agenti della polizia locale erano stati dotati di metal detector. Filippo Fois. Ho dato
indirizzo al comando di polizia locale di valutare una modifica al regolamento di polizia urbana di Jesolo che possa entrare in vigore prima dell'estate e che preveda un divieto generalizzato in tutto il territorio di girare con coltelli o altri strumenti atti ad offendere, ovviamente senza una giustificazione valida. Quello a cui si appresta Jesolo è un ulteriore giro di vite contro il preoccupante diffondersi di armi da taglio, soprattutto tra bande di giovani che già di per sé rappresentano un problema di criminalità e ordine pubblico. L'anno scorso l'amministrazione era stata tra le prime a dotare la propria polizia locale di un valido strumento di controllo anticoltelli. Avevamo accolto l'estate scorsa l'indirizzo del prefetto che, oltre a chiederci di istituire le zone rosse, ci aveva consigliato di utilizzare i metal detector, cosa che abbiamo fatto in alcuni snodi principali, come ad esempio la stazione degli autobus, proprio in funzione preventiva per capire se giovani o giovanissimi, come in questo caso, girassero con questo tipo di armi. In Italia i coltelli sono diventati l'arma principale per omicidi e rapine, con numeri che stanno spingendo il governo a valutare una reclusione da 1 a 3 anni per chi verrà sorpreso in possesso di una lama sopra i 5 centimetri nelle vicinanze di banche, istituti di istruzione e formazione, parchi e giardini pubblici e stazioni ferroviarie. Nella bozza del nuovo pacchetto sicurezza sono previste anche sanzioni amministrative accessorie che includono la sospensione della patente, del passaporto o del permesso di soggiorno. Lo scorso anno a Jesolo non abbiamo avuto grandi ritrovamenti di questo tipo, anche se probabilmente il messaggio preventivo ha funzionato, tant'è che l'estate è stata assolutamente tranquilla dal nostro punto di vista, perché purtroppo queste armi messe nelle mani di giovanissimi, minorenni, che magari non hanno neanche la cognizione delle conseguenze gravissime che possono arrecare agli altri, come ad esempio dei tagli mortali, crediamo che la prevenzione sia fondamentale. Dal litorale alla riviera del Brenta, nuova protesta per i disservizi alle poste di Dolo. Sindacati e politica chiedono una risposta urgente alla dirigenza. Da novembre tutti i pensionati e tutti i cittadini, le aziende, i commercianti non ricevono posta, non ricevono oggetti a firma, perché Poste ha pensato di consegnare i pacchi natalizi, trascurando tutto quello che è importante per i cittadini, perché le bollette, come ben sapete, se arrivano in ritardo si paga la mora, le multe, tutto quello che concerne gli oggetti a firma sono disagi per i cittadini. Una situazione ormai insostenibile che deve essere risolta, come da tempo chiedono i sindacati, i sindaci della Riviera del Brenta, e con un esposto presentato anche dai consiglieri regionali di PD e Lega Montanariello e Vianello. Poste Italiane dice che tutto va bene, che quello che denunciamo noi non è vero. Noi abbiamo le prove certe e documentate che se qualche magistrato ce le chiederà siamo pronti a presentarle. Questi dirigenti devono cambiare mestiere perché hanno rovinato le poste italiane. È un disastro, è una vergogna. Sindaci e sindacati vogliono una risposta quanto prima. Il nostro interesse principale è proprio quello di garantire un servizio che è di prossimità, soprattutto per le famiglie più deboli, più fragili, in particolare gli anziani, ma contestualmente appunto lavorare affinché chi lavora in questi settori, chi lavora in questi spazi possa farlo nella maniera più opportuna e garantendo appunto un servizio che è di primario interesse per noi comuni, anche perché sono tante le attività che ormai gli uffici postali svolgono anche per i comuni, assieme ai comuni. Pensate solo che nel centro di smistamento abbiamo ancora lavoratori a part-time che chiedono il passaggio a full time. Già se trasformano quelli, già c'è più personale per poter far fronte a tutte le criticità che ci sono qua sul territorio. Poi in più si è registrata tutta una giacenza nei vari centri di Recapito e del Veneziano che hanno portato a criticità sia qua nella Riviera ma su tutta quella provincia. Noi siamo molto preoccupati perché a seguito di un accordo sindacale tra Poste e sindacati che la CGIL e la UIL non hanno sottoscritto, in provincia di Venezia quest'anno taglieranno 36 zone e di Recapito. La richiesta è di un tavolo immediato con la dirigenza di Poste, che però si sarebbe già attivata in tal senso.
Ritorniamo a Jesolo, dove squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute con un'autopompa e autoscala per un incidente stradale avvenuto in via Cristo Re, lungo la strada regionale 43. L'evento ha coinvolto un autocarro con cassone sollevato che ha urtato il viadotto sovrastante, causando lesioni alla struttura del ponte. È stata pertanto disposta la chiusura della strada al traffico. Nessuna persona è rimasta coinvolta, sono in corso verifiche sulla sicurezza del ponte, sul posto anche tecnici di Veneto Strade e Carabinieri di San Donà di Piave. Ed è stato invece riaperto intorno alle 16 il tratto di autostrada tra Sistiana e Monfalcone Est in direzione Venezia, dove intorno alle 12 si è verificato un incidente che ha coinvolto 6 mezzi pesanti. Il bilancio è di un ferito, 4 autoarticolati hanno riportato conseguenze, mentre gli altri 2 sono riusciti a proseguire autonomamente la marcia dopo il sinistro. Per i 4 mezzi gravemente incidentati è stata necessaria la rimozione, oltre che la pulizia del manto stradale dal materiale inerte perso da un carico che ha reso necessaria la chiusura del tratto di A4 con conseguenze sul traffico anche verso Venezia. La pagina della politica: per ridurre le liste d'attesa la Regione sta spendendo decine di milioni di euro in prestazioni di sanità privata. Sulla base di una relazione della Corte dei Conti, il Partito Democratico chiede all'assessore Gerosa di riferire in Commissione Sanità. Nel 2024 la Regione ha speso 52 milioni di euro per ridurre le liste d'attesa della sanità. 52 milioni di euro destinati all'acquisto di prestazioni da privati accreditati e a prestazioni aggiuntive del personale. Nel 2023 per queste due voci erano stati spesi poco più di 29 milioni. Secondo il Partito Democratico, quanto riportato nella relazione della Corte dei Conti certifica nei fatti un percorso di privatizzazione strisciante della sanità veneta. Secondo le consigliere regionali Anna Maria Bigon, Chiara Luisetto e Monica Sambo, è il segnale di un servizio pubblico che abdica al proprio ruolo. La stessa Corte dei Conti poi certifica e avanza una preoccupazione che è quella della carenza di personale, soprattutto per quanto riguarda poi quelle che saranno le cosiddette case di comunità. E quindi se effettivamente il sistema attuale sia in grado di riempire questi muri che sono stati costruiti appunto con i soldi del PNRR, ma di personale ad ora non se ne vede. Per il PD è necessaria l'apertura di una discussione sulle priorità e le possibili soluzioni dei problemi della sanità veneta, a partire dal riequilibrio di un rapporto che non è più di supporto del privato verso il pubblico, ma che rischia di sostituire una sanità per pochi all'accessibilità e qualità delle cure per tutti. Questi sono gli effetti di una scelta consapevole di smantellamento del servizio sanitario pubblico da parte della Regione Veneto, senza un'adeguata programmazione e depotenziando i servizi territoriali, come fatto appunto in questi anni. Le consigliere Dem chiedono che l'assessore regionale Gino Gerosa riferisca il prima possibile in Commissione Sanità, facendo chiarezza su liste d'attesa, acquisti dal privato accreditato, tenuta degli organici e reale operatività delle case di comunità. Edi Caliman ci parla invece del settore cruciale della pesca. Secondo i negoziati sul bilancio europeo dei prossimi anni è previsto un taglio del 67% ai fondi dedicati all'allarme dell'UDC di Venezia. Nei negoziati sul bilancio europeo 2028-2034 la proposta della Commissione prevede un taglio dei fondi dedicati alla pesca. La riduzione è stimata attorno al 67%, con un passaggio da un fondo dedicato che si attestava attorno ai 6 miliardi di euro a poco più di 2 miliardi. L'allarme arriva dall'UDC di Venezia. La pesca europea si trova oggi in un passaggio cruciale, sospesa tra due pressioni contrapposte. Da un lato la spinta delle istituzioni comunitarie verso una gestione sempre più sostenibile e conservativa delle risorse marine. Dall'altro l'allarme economico e sociale che arriva dalle comunità costiere, per le quali la pesca non rappresenta solo un'attività produttiva, ma una componente identitaria e strategica del territorio. Il fondo previsto dai negoziati sul bilancio racchiuderà anche altre politiche. È questo a destar maggior preoccupazione nel settore. Una scelta tutt'altro che neutra che rischia di trasformare la pesca da politica comune, con strumenti dedicati, a settore residuale, costretto a competere con agricoltura, coesione e sviluppo rurale per l'accesso alle risorse. Le decisioni rappresenterebbero per Chioggia, Venezia e Pellestrino una riduzione di investimenti sulle attrezzature, sulla sicurezza dei lavoratori e una sempre maggiore difficoltà nell'ammodernamento dei pescherecci, che metterebbero ancora più in difficoltà il settore già provato. Serve un cambio di passo chiaro,
a livello europeo difendendo un fondo pesca autonomo e adeguatamente finanziato, a livello nazionale rafforzando gli strumenti di sostegno previsti dalle normative vigenti e semplificando l'accesso ai fondi. Al liceo scientifico Galileo Galilei di San Donà di Piave un incontro tra esperti e studenti per parlare di violenza di genere e per sviluppare consapevolezza e promuovere il rispetto reciproco. Visti anche i fatti dell'ultimo periodo e gli accoltellamenti a scuola, insomma tutto quello che sta succedendo in questo povero paese, abbiamo deciso di allargare per farlo diventare una riflessione in genere sulla violenza e sulla violenza anche tra pari. Al liceo scientifico Galileo Galilei di San Donà di Piave una mattinata di scambi e riflessioni sulla violenza, da quella di genere a quella tra pari, ormai presente in tanti frangenti della vita quotidiana dei giovani ragazzi. Un'occasione per rendere consapevoli gli alunni e le alunne di terza superiore. La violenza può essere un'espressione che coinvolge la quotidianità di tutti e a qualsiasi età. Oggi a sti ragazzi della scuola superiore vogliamo portare un messaggio fondamentale che è quello della consapevolezza di capire quando le cose non funzionano. Un programma pensato per coinvolgere e sensibilizzare gli studenti alla prevenzione della violenza, all'inclusione sociale e alla promozione del rispetto reciproco anche tramite le esperienze personali presentate. Il rispetto delle regole, l'uguaglianza, la parità di dignità, di valori condivisi. Questo in un ambito come la tematica odierna, quindi rispetto alla violenza, sono tutti valori positivi che lo sport ci insegna quotidianamente. Dal bullismo a trasmettere l'energia di cercare di essere sempre super positivi e non fermarsi, andare sempre avanti e cercare di dare conoscenza alle ragazze che da una sconfitta si viene fuori una vittoria. Spazio poi a tutto ciò, quello che si può fare per chiedere aiuto. L'importanza di segnalare e di riconoscere la violenza, perché in molti casi può salvare addirittura la vita, e parlo soprattutto degli strumenti per combattere la violenza e soprattutto l'importanza di fare rete. Il problema della violenza non riguarda solo la donna, ma è un problema di tutta la comunità. Sono molto consapevoli, sono molto preparati, però a volte hanno paura di esprimersi e quindi l'importante è riuscire a trovare dei canali che permettano a questi ragazzi di esprimere le loro difficoltà. La pediatria dell'ospedale di Mirano ha una nuova libreria a disposizione dei bambini nell'area comune. La donazione è arrivata dalla sezione Venezia del Motoclub CC Motor Day presidiata da Marco Milan. L'idea di realizzare una piccola biblioteca a uso dei piccoli pazienti era nata al tempo del Covid, ma non essendo possibile a quei tempi la realizzazione, il progetto non è stato dimenticato e nel momento giusto Milan ha voluto riprendere l'idea realizzando anche questa iniziativa. È la terza volta negli ultimi 3 anni che la sezione realizza donazioni presso il reparto. Alla consegna ha partecipato la consigliera regionale Roberta Vianello, il sindaco di Mirano Tiziano Baggio e una rappresentanza dei carabinieri della stazione di Mirano. Ad accogliere il gruppo il dottor Massimiliano De Bortoli, primario del reparto di pediatria. A 10 anni dalla scomparsa a Mestre ha ricordato Don Franco De Pieri con una serata speciale al Toniolo, un concerto per celebrare un impegno verso le persone in difficoltà che ha lasciato un ricordo indelebile nella città intera. Le centinaia di voci veneziane che compongono la Big Vocal Orchestra, il coro più numeroso d'Italia, omaggia la memoria di Don Franco De Pieri nel decennale della scomparsa. Si fa la fila per entrare al Toniolo. Don Franco non c'è più fisicamente, ma il suo nome e la sua opera sono ancora scolpite nella memoria di Mestre, dove oltre ad essere stato parroco a San Lorenzo, al Corpus Domini e a San Paolo, aveva fondato e presieduto per 30 anni il centro Don Lorenzo Milani per offrire assistenza ai più bisognosi. Era una persona con una umanità straordinaria, era presente e vicino sempre a giovani, a famiglie, attento agli anziani, aveva una personalità carismatica e la dimostrazione sta nelle centinaia di persone che sono arrivate qui questa sera. Ho un ricordo speciale perché l'ho conosciuto in Brasile e assieme a lui abbiamo, su sua indicazione tra l'altro, costruito proprio fisicamente un panificio dentro una favelas dove la gente nasce in miseria e sa
che non riuscirà a uscire da quella miseria. E con lui però siamo riusciti a entrare in queste favelas, a costruire il panificio, a fargli fare a loro il pane e anche a uscire dalla favela. Il 23 dicembre scorso era stata celebrata una messa in memoria di Don Franco nel decennale della scomparsa. L'idea di un concerto per ricordarlo è nata perché Don Franco aveva sempre avuto una grande passione per la musica. Una persona che ha cercato in tutti i modi di far vivere, di far rivivere persone che hanno avuto difficoltà, fragilità, momenti di mancamento, attraverso molteplici attività, una fede attiva, una fede pragmatica, un qualcosa che ha molto a che fare con quello che è fare coro. L'umanità, quando assieme arriva a un punto e a un significato, fa coro, fa armonia, fa insieme, fa agora. A organizzare l'evento è stata la neonata Fondazione Don Franco De Pieri, che eredita la missione assistenziale del centro Don Lorenzo Milani. Il centro Don Milani era un'associazione che nel tempo ha avuto tutti questi obiettivi del recupero da tossicodipendenza, si è aggiunta poi l'assistenza ai richiedenti asilo, ai minori stranieri non accompagnati, aiuto a soggetti svantaggiati, la prevenzione delle devianze giovanili, ma nel tempo questa cosa è cresciuta troppo per personale e strutture per rimanere una semplice associazione. Ecco perché da associazione è diventata fondazione. Da Venezia per il momento è tutto, subito dopo la sigla c'è il meteo. Buon proseguimento di serata.